quanto è difficile tradurre sulla scena teatrale quindi uno scritto. Guarda, per me non è difficile, è bellissimo. Posso dirti quanto sia entusiasmante. Non riesco più a leggere un libro senza questa deformazione della messa in scena, diventa veramente una sfida. Vi piacerebbe frequentare i backstage degli spettacoli di tutta Italia? Sono Teresa Conforti e vi porto dietro le quinte per scoprire i segreti del palcoscenico. In questa puntata Un amore con Paolo Briguglia, regia di Alessandra Pizzi, una produzione Ergo Sum. Lei immediatamente aprì, era emiliana, cordiale, ancora una bella donna, di stampo bonario, senza niente di equivoco. A sentirla parlare si sarebbe detto che faceva la ruffiana soltanto per aiutare quelle povere ragazzine. Come è impostato questo personaggio? Siamo negli anni 60, ma è una storia che ci colpisce anche oggi, ed è un uomo che ha difficoltà con le donne. Cioè lui con le donne, forse per la sua educazione molto rigorosa, cattolica, non riesce ad avere un rapporto normale, e quindi in quegli anni l'unico modo che avevano gli uomini per avere dei rapporti sessuali era o con il matrimonio o nelle case chiuse, che però in quegli anni già nel 62 erano già fuori legge. Fra lui e le donne non c'era quella confidenza che riusciva ad avere, no? Con un amico. Quindi fra lui e le ragazze giovani c'era una specie di barriera. L'atto carnale era una specie di mito. A un certo punto si imbatte in una ragazzina minorenne che all'inizio con grande maschilismo proprio tratta malissimo, ma poi succede una cosa dentro di lui che sconvolge la sua vita, cioè gli nasce dentro un sentimento, è un sentimento di innamoramento. Lui ne rimane completamente vittima e lei proprio lo porta in giro per il naso e ne fa quello che vuole. E allora tutto questo spettacolo è il desiderio di fare vivere allo spettatore i sentimenti di Antonio Dorigo, farlo, secondo me, anche quello che mi piacerebbe vergognare di un maschilismo che secondo me è radicato negli uomini anche quando non se ne accorgono, e fargli vivere invece poi alla fine la scoperta di qualcosa di diverso nella femminilità. Com'è questa Alessandra Pizzi come regista? Alessandra ha avuto questa idea bellissima, ci siamo buttati proprio nel lavoro con grande innamoramento. Il tempo che passi non è solo quello in cui sei chiuso in un teatro alle prove, ma sono anche i mesi precedenti, le telefonate che ti fa, gli scambi di idee, i messaggi che ti mandi. Quando arrivi alle prove sei già carico, hai un sacco di materiale da provare e da mettere alla prova. Ci siamo trovati benissimo. Antonio lo sapeva bene che la Ermelina, per mascherare il suo lavoro di ruffiana, diceva di tenere una boutique, e infatti nella camera c'era un armadio a muro pieno probabilmente di vestiti. Lei ne portò uno di grossa maglia di lana color caffè latte. Questo sì tiene caldo. Sì, senta signora, ma come si chiama la ragazza? Laide. Lui invece come perché proprio Paolo? Tu quando hai letto questo dici ok, chiamiamo Paolo, com'è andata? È andata così, perché quando scrivo i testi o poi quando mi accingo alla messa in scena di un testo penso già all'interprete, le due cose non possono essere scisse. E Paolo è un amore, è un amore, è proprio lui, cioè a prescindere da Buzzati, dal testo, lui è veramente una persona straordinaria, propositiva, positiva e creativa, è una persona che dà non soltanto al lavoro in sé, ma dà al pubblico. Ora parliamo del pezzo più difficile di questo spettacolo a livello interpretativo. È un personaggio un po' per molte cose lontano da me, per educazione, per modo di fare, soprattutto per il rapporto con le donne. Il balletto! Alle 4 c'era la prova del balletto alla Scala, ma gliel'avevano comunicato all'ultimo momento. Lui aveva combinato alle 4 con la signora Ermelina per la Laide. Però poi gli venne in mente che anche la Laide, certo, anche la Laide doveva trovarsi lì perché il balletto occupava l'intero corpo della scuola. La cosa difficile è far entrare il pubblico senza che se ne renda conto in questo gioco psicologico in cui ti senti completamente chiamato in prima persona nelle azioni di questo personaggio, il pubblico maschile, e il pubblico femminile viene chiamato a prendere una posizione anche, no? Rispetto alla storia che vede. È strano perché Antonio cerca di creare simpatia su delle cose che invece sono orrende da sentire. Esiste un pubblico un po' più difficile? Ci sono delle piazze un pochino più freddine, quindi da conquistare. E quali sono, secondo te? Il pubblico va educato a vedere il teatro. Più gli amministratori locali, più il territorio prepara il pubblico, dà occasioni e opportunità di conoscenza, di incontro con le forme, con i linguaggi della cultura, dell'intrattenimento,
più il pubblico si prepara. Si va in comuni, ad esempio, dove ci sono teatri bellissimi, teatri all'italiana, borghi piccolissimi, anche di 1000, di 2000 abitanti, con dei teatri stupendi, e allora il teatro si riempie magicamente, perché semmai l'assessore alla cultura lavora ogni giorno per spiegare a cosa serve questa scatola magica che è il teatro. Ci sono posti in realtà in cui magari la distrazione dei tanti o anche un po' l'indifferenza non produce questo. Poi io sarò di parte, ma per me il pubblico più bello è quello della Puglia. Immediatamente la vide, ma lei guardava sempre dall'altra parte. Era lei, eppure non era proprio lei. 2 volte gli passò davanti e senza dubbio lo vide, ma era come se guardasse il vuoto. Poi il coreografo batté forte il piede sul pavimento e ballerine e ballerine si dispersero. E con questo è tutto. Se volete guardare gli spettacoli da un'altra prospettiva, non perdete il prossimo episodio.